Ah, che bello. Porta semente, io al maestro gli chiedevo le misure, arrivavo prima, lui si metteva a suonare per riscaldare le mani e comunque ho assistito a delle esecuzioni con del suono meraviglioso, spettacolare. E dunque io pretendo questo. Se non esce così è stata un'operazione negativa, non soddisfacente. E dunque ci vuole impegno, usare materiale buono, pazienza. Ce li ho negli occhi del maestro Luigi, erano ancora del suo maestro Dario. E dunque ricordo tutto più o meno le strutture, grossezza delle canne, l'interno, le ance come le faceva Luigi. Insomma, io quando andavo a scuola non andavo a imparare, ma andavo a sentire Luigi suonare. Bravissimo. Gli chiedevo le cose in punta di piedi, ecco. Non ho mai preteso le cose in modo veloce. Guarda che bella, questa è vecchia, ma è grossa. Caspita, non ce n'è una a aprire. Tamanera. In un canetto ci saranno migliaia di canne. Non lo so quante ce ne potranno essere, ma non tutte sono qualificate per fare lo strumento. Su 100 canne ne possiamo trovare 5 o 6 che ti porti a casa. Poi devono stagionare, loro durante la stagionatura cambiano aspetto, diventano storte, non più cilindriche, qualcuna diventa ovale. E insomma, su 100 canne fai 20 strumenti, 25 strumenti. Su 100 canne già buone però. Già scelte, certo. Già selezionate, ecco. Questi sono fini, però non hanno nome. Cioè? Sono corti, il pazzo è corto. Cioè l'internodo? Sì, ma poi è un insieme di cose. Poi una volta che hai la struttura, devi abbinare le ance. Altro rebus. Poi chi lo deve suonare, come soffia. Sono tutti problemi dello strumento. Sembrano belli, speriamo adesso nella stagionatura. Vediamo. Bene. Per
questo lavoro venga riconosciuto dalla natura. Perché non si usa subito? Si può usare anche subito la canna, suona subito. E tu la fuori, gli metti le ance e suona, anche fresca. E cosa succede? Che dopo un mese, quando suoni, la parte del basso ti cade suonando. Perché ha cambiato circonferenza. Uno si è allargato e quello fisso si è ristretto. Dunque, sono tutte cose... Insomma, perde l'acqua. Sì, è un'essiccazione lenta. È un'essiccazione lenta, certo. Le fibre devono rimanere belle. La canna non si deve grinzire, ecco. Deve rimanere consistente. Ci vuole del tempo per imparare a... Sì, uno le fa, suonano, suonare suona. Però devono suonare bene, sempre. È più blues, è più blues. Sopra fatto.